Continua la battaglia di Confartigianato per ottenere interventi immediati a sostegno delle imprese e delle famiglie per fronteggiare la crisi. Dopo la consegna ufficiale il 17 marzo scorso a Roma di un pacchetto di richieste ai parlamentari di maggioranza e di opposizione, le organizzazioni delle piccole imprese hanno presentato un documento unitario ai parlamentari veneti. Ce ne parla il presidente regionale di Confartigianato Veneto, Claudio Miotto. Abbiamo preparato un insieme di elementi per punti poi anche approfonditi dove si va a riprendere parti di quelli già presentati a livello nazionale, ma con le peculiarità del nostro territorio regionale, con le caratteristiche, affinché i vari rappresentanti di questo territorio se ne facciano carico, primo, ripeto, siano informati, se ne facciano carico per poi portare le istanze negli ambiti delle loro competenze. Su quale fronte non si può più aspettare? Il sostegno alle imprese che aspettano ancora i soldi di fine 2008 è perché ne hanno estrema necessità di cassa, pertanto non si può più aspettare. Il credito alla fine. Seconda cosa, la burocrazia. Ho accennato prima nell'intervento alcuni elementi che sono di estrema pesantezza e avvengono in questi giorni, è quello che non capiamo. Pertanto alleggeriamo la burocrazia, facciamo circolare il denaro che le aziende hanno capacità per venirne fuori.